Dopo il raduno leghista di Pontida, il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, Nicola Finco, aveva raccomandato ai colleghi di partito unità e attenzione in un momento piuttosto burrascoso per il movimento. E nelle scorse ore l'assessore regionale Giampaolo Bottacin gli ha risposto a mezzo stampa. Non ho mai attaccato nessuno, anzi con l'assessore Bottacin c'è sempre stato un ottimo rapporto di amicizia, di collaborazione, visto che siamo colleghi da diversi anni. Ho solamente fatto un appello nei giorni scorsi proprio da questa emittente, richiamando tutti quanti all'unità all'interno del partito, nel lavorare unitamente insomma, per il bene del nostro territorio ed evitare polemiche strumentali che fanno solamente il male all'interno del movimento. E poi mi sono ovviamente trovato questa mattina con una serie di accuse o non posso definirle ingiurie, ma insomma veramente sono rimasto senza parole nel leggere certe cose. Fra le accuse che Bottacin muove a Finco c'è quella di aver fatto interrogazioni, così si legge sui giornali, contro la sanità del Veneto. Chiaro riferimento alle interrogazioni che il vicepresidente Finco aveva formalizzato per fare chiarezza sulle dinamiche organizzative dell'U7 Pedemontana. Io sono rappresentante regionale di questo territorio da circa 13 anni. Penso di essere sempre stato riconfermato perché sono una persona coerente che sa cogliere quelle che sono le necessità del territorio, ma anche i bisogni e le emergenze e poi ovviamente tramutarle in atti politici per migliorare quella che è la situazione. La sanità è uno dei punti dolenti. Io sono sempre stato uno a contatto con il territorio e quindi tutte le rimostranze, ci ricordiamo anche lo scorso anno, più di 3.000 firme raccolte sul nostro territorio per denunciare determinati servizi e io in qualità di consigliere regionale ho fatto delle interrogazioni, no contro la sanità, ma per la sanità, perché io voglio che la sanità del mio territorio torni ad essere la sanità che avevamo qualche anno fa. Finco non le manda a dire e conferma che continuerà a lavorare per la sanità del territorio e per i cittadini. E siccome a mio parere sono state fatte delle scelte organizzative sbagliate, ho avuto il coraggio di dirlo, di denunciarlo e di chiedere anche dei chiarimenti a chi di dovere. Se questo dà fastidio a qualcuno mi dispiace, però io sono una persona prima di tutto coerente con il mio elettorato, una persona con la schiena dritta e sicuramente continuerò ad operare finché avrò il mandato dei cittadini per fare il bene del mio territorio.